Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Come avete visto al titolo, ricarica energetica radionica per questo periodo per quelli che seguono il vostro Marietto e mettono in pratica le dritte del vostro Marietto. Qui vedete il Tetragrammaton che lo metto più che altro per gli amici anche del gruppo di Telegram che seguono, ormai siamo più di 150 persone e seguono in questo periodo un percorso guidato da Hildegarda per aiutare a costruire un muro lungo i confini dell'Italia, del nostro stivale, e quindi il vostro Marietto mette questo circuito in aiuto per cercare di rinforzare la meditazione. Bene, questo qui solamente chiaramente per chi già segue il nostro gruppo su Telegram alle 20:30 al lunedì sera. Bene. Fatto questo, passiamo subito alla nostra lezione, che più lezione è una pillola, che serve per ricaricare energeticamente e radionicamente le persone che praticamente utilizzeranno questi quadranti e circuiti radionici. Ma prima di questo il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di Hildegarda Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove appunto avete visto prima ho messo già in bella vista, in bella mostra, il circuito Tetragrammaton, che serve appunto per rinforzare tramite una meditazione guidata di Hildegarda l'Italia. Quindi vi ricordo che se volete siete tutti invitati al canale di Telegram al lunedì alle 20:30. Bene, iniziamo proprio questa pillola del quadrante col quadrante radiostesico per la valutazione, per vedere se questa ricarica energetica radionica va bene per voi o per noi o per il testimone. Quindi per chi mi segue sa già benissimo che qui ci va il testimone della persona che si vuole energeticamente ricaricare, e vediamo se il pendolino dice di sì. Il pendolino dice di sì. Useremo due circuiti radionici che abbiamo già visto, ma li, come si dice, li riutilizziamo in altra veste. Sono due circuiti radionici molto potenti. Bene, fatto questo, il vostro Marietto passa al prossimo quadrante radiostesico e vediamo se col quadrante radiostesico per la valutazione e il trattamento va bene per noi. Mettiamo sempre il testimone, che vi ricordo può essere una fotografia, un pezzo di carta con scritto nome e cognome e data di nascita chiaramente, oppure un pezzettino di unghia, un capello, oppure un batuffolo di cotone imbevuto di saliva del testimone. Mettiamo qui e chiediamo se andrà bene questo trattamento per energetizzare e ricaricare una persona che magari in questo periodo un pochettino veramente impegnativo può essere un po' scarico. Quindi vediamo che questo trattamento radionico sarà positivo, molto positivo. Bene, quindi passiamo alla prossima e vediamo il tempo, perché vi ricordo ogni persona dovrebbe sempre valutare, sempre, lo ripeto, sempre valutare ogni trattamento come deve essere eseguito e quanto tempo. Quindi testimone qua e vediamo quanto. Se uno non ha il quadrante radiostesico per la valutazione del tempo, minimo deve essere dalle 3 alle 4 ore, però per andare sul sicuro vediamo che il circuito ci dice 6 ore di questo trattamento, quindi noi prenderemo il testimone e metteremo 6 ore. Passiamo al prossimo. Qui sapete che abbiamo la melatonina dataci dal grandissimo Ruggero Moretti all'umanità. Sapete già, se avete visto le pillole, le scorse pillole in cui spiegavo come utilizzarlo, mettete il vostro bicchiere di acqua e chiedete il tempo. Il tempo annunciato 6 ore, quindi lasceremo il bicchiere. La melatonina si beve alla sera prima di andare a letto, almeno mezz'ora prima, non di più. Bene, fatto questo,
Passiamo al prossimo circuito ed è questo. Questo serve per ricaricare, questa è una batteria praticamente che ricarica tutto ciò che noi mettiamo qui. Qui mettiamo il nostro testimone. In un altro esercizio avevo fatto vedere come utilizzare questa batteria per rinforzare maggiormente, ma qui, visto che utilizzeremo più circuiti, useremo quello per la melatonina per ricaricare a livello vibrazionale la pineale e dargli più slancio, questo per ricaricare a livello energetico il nostro corpo eterico. Quindi metteremo il testimone, col pendolino gireremo almeno 21 giri o fin quando si scarica, cioè si ferma, e quindi posizioneremo la nostra pila energetica in un posto al sicuro, tipo sopra un armadio, sopra un tavolo, dentro un cassetto, perché vi ricordo le energie, le forze eteriche non hanno bisogno di luce. Bene, questo qui però ha bisogno del nord, ricordatevi, quindi dovete posizionarlo, in questo caso qui, al nord. Fatto questo, posizioniamo la nostra macchina eterica per almeno 6 ore. Poi passiamo al prossimo. Questo qui è un circuito che avete già visto nelle altre pillole. Questo invece è un circuito fatto del Degar del vostro Marietto veneziano per rinforzare il sistema immunitario da attacchi virali e batteriologici. Quindi qui si mette sempre il testimone e si fa lo stesso lavoro. Praticamente assemblate il testimone con il doppio decagono, la molecola medicale che serve per rinforzare il fisico, la stella di Davide che protegge da attacchi eterici e dei corpi sottili, e il cerchio che amplifica. In più vedete che questo circuito è protetto da un perimetro con attaccato un disimpregnatore. Ecco, dopo 21 giri o fin quando si scarica il giro del pendolino, noi ci fermiamo e posizioniamo anche questa macchina radionica in un posto sicuro e per 6 ore lasciamo operare il nostro circuito. Quindi ripeto, usiamo questo, ma prima di tutto usiamo la melatonina così da rinforzare la nostra pineale, e lo ripeto, questo circuito è stato donato all'umanità da Ruggero Moretto, l'ha sempre regalato a tutti, a chiunque lo voleva scaricare nel suo sito, e l'ha dato per divulgazione all'umanità, soprattutto a noi italiani. E questo circuito invece serve per ricaricare le batterie eteriche del corpo umano, i nostri corpi sottili. Vi ricordo che questi circuiti si possono scaricare tranquillamente anche nei nostri siti su Facebook di Il Legarda e Marietto Veneziano, o sul sito del capitano.altervista.org del vostro Marietto Veneziano. E vi ricordo anche che per un periodo determinato il gruppo degli arcieri bertolieri su Telegram si unirà appunto per rinforzare i confini dello Stato italiano da attacchi vibrazionali, e useremo il tetagrammato per difesa, quindi lo rimetto qui, che vi entra nel subconscio, che vi aiuti in questo momento particolare. Grazie cari amici, il vostro Marietto vi saluta e vi chiede, se non vi siete ancora iscritti, di iscrivervi al canale di Il Degar Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram. Cari amici, alla prossima, ciao!